Bentrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, l'edizione straordinaria che si è conclusa pochi minuti fa per il Consiglio comunale a Mestre, un Consiglio comunale infuocato in cui ha lasciato le sue dichiarazioni Luigi Brugnaro: non mi dimetto, ho fiducia nella giustizia. Ma torniamo subito a Mestre per vedere come sta procedendo intanto in questi minuti, come stanno procedendo gli interventi. Va bene, siamo di partiti diversi, ma benissimo per il bene della città. Invece per me è stata una cosa tristissima, perché io in Renato Boraso sinceramente credevo, per me è stata una cosa di fronte a cui sono rimasta incredula e devo dire che io tuttora sono convinta che moltissimi consiglieri di maggioranza siano bravissime persone. Mi dispiace che questa cosa abbia anche in una qualche misura rovinato i rapporti personali, e sono anche convinta che molti assessori il loro lavoro lo facciano bene, anche se abbiamo visioni diverse. Quindi per me questo è un momento triste della città, non c'è niente da gongolare, niente da dire forziamo la mano e vediamo come va. Faccio questa premessa perché io su molte cose di questa amministrazione, che magari non ho votato, però io devo dare atto che molte cose sono state fatte bene. Lei parlava, per esempio, ho sentito parlare prima del buco del Lido che lei ha coperto subito. Perfetto, benissimo. La delibera antipacottiglia io l'ho accolta veramente con favore. L'operazione dell'ospedale al mare, vi do atto, per me è un'operazione positiva. Per quanto riguarda i conti, bene, però non dimentichiamoci che in questi anni questa amministrazione ha ricevuto fondi dallo Stato quanto mai in precedenza, a iniziare dai 457 milioni in 4 anni del governo Renzi. A questo proposito io le chiedo, lei è stato, le do atto, bravo a ricevere i 93 milioni per il Bosco dello Sport che non abbiamo avuto il PNRR, ma perché dal momento che al governo ci sono partiti che lei sostiene non è riuscito ad avere i 150 della legge speciale che chiediamo da non so quanto tempo tutti? Questa è una prima cosa. Io, tornando al programma, lei l'ha detto anche prima, la politica si fa solo se puoi perseguire il bene collettivo. La penso anch'io così, ma allora io mi chiedo per quale accezione di bene collettivo? Per esempio, per quale accezione di bene collettivo è stata cancellata lo spostamento della San Marco Petroli a ridosso delle case? Per quale accezione di bene collettivo sono stati abbattuti migliaia di alberi dal vallone Moranzani che sono dalla sera alla mattina spariti non si sa dove, non si sa a chi siano stati dati? Per quale accezione di bene collettivo non mi è mai stata data risposta all'interrogazione che ho fatto sulle procedure di controllo del Comune sulla partecipata a CTV in seguito agli ammanchi del 2020 che sto ancora aspettando? Sì, la magistratura, ho capito, ma lei che ha anche un fratello assessore, se non sbaglio, me lo confermi, nel collegio sindacale di ACTV, lasciare un'interrogazione per 3 anni e mezzo senza risposta, benissimo, ma io non vi dico che state violando la legge, sono tutte cose legittime, ma non sono cose opportune dal mio punto di vista. Cosa le costava rispondermi all'interrogazione? Che veniva fuori tutto prima costava. Va bene. Parliamo poi di altri punti del suo programma che io avrei voluto vedere realizzati. La sicurezza sul territorio. Qui per Mestre non servono commenti, ma purtroppo la sicurezza sul territorio a Venezia è peggiorata, perché lo sappiamo, a Venezia sono arrivati i spacciatori, c'è una situazione, ci sono pickpocket per strada, lo sappiamo bene, è una situazione che purtroppo negli anni è peggiorata, perché anni fa si poteva tranquillamente rientrare a casa da soli di notte, adesso c'è un po' di paura. Infine, ne hanno detto anche i miei colleghi, ma una parola va fatta alla gestione del turismo. Io su questo, lei parlava di gestire il turismo in programma elettorale, io mi sono chiesta, c'è persino da dubitare della volontà di gestire il turismo, perché da un lato si fa di tutto per aumentare gli ingressi in città di Venezia, salvo poi tirare fuori dal cilindro provvedimenti che a mio parere sono di facciata come i tornelli, che non sono mai entrati in funzione ma le hanno garantito visibilità mondiale, o il contributo di accesso che non ha avuto alcun effetto deterrente sugli ingressi. Poi mi dica, Sindaco, cosa è stato fatto per i giovani a Venezia, non a Mestre, non in terraferma, cosa si pensa di fare
adesso che a Sant'Elena resterà il buco quando lo stadio verrà spostato in terraferma. I provvedimenti per la città d'acqua, come qualcuno la chiama, io la chiamo Venezia. Quali sono per riportare i residenti a Venezia? La invito a concludere. Lei, sindaco, diceva sempre che le minoranze vanno ascoltate. Il suo primo intervento in Consiglio Comunale è stato massima apertura alle minoranze, ma io questa massima apertura, sindaco, io non l'ho vista. Io la massima apertura nei confronti della maggioranza, di discussione dialettica nelle rispettive posizioni l'ho avuta, ma io non ho visto massima apertura alle minoranze. E le chiedo, un sindaco indagato con i suoi più alti funzionari e supportato da tutta una maggioranza che non ha mai espresso una voce critica o un voto contrario, come può pensare di avere ancora l'autorevolezza morale, oltre che amministrativa, per reggere la città per altri 2 anni? Consigliere Bettin. Grazie, così ci vediamo come faceva prima. Noi non siamo qui a fare processi, come è stato detto, né quelli del grande inquisitore del capitolo centrale dei Karamazov, né quelli d'accatto che si usa fare spesso in politica, dove i manettari, i forcaioli sono equamente distribuiti, no? E da cui dovremmo, come dire, emanciparci, ragionare senza questa impostazione. Anche se qua un processo è stato già fatto al povero assessore Boraso, capro espiatorio, diceva Sara Wiesman prima, no? Il cattivo, anche se in fondo ha fatto la cosa giusta poi, no? Ha dato le dimissioni e questa cosa lo ha messo nella posizione giusta per affrontare l'iter che sofferto, che non auguriamo a nessuno, che dovrà affrontare. Quindi non siamo qua per i processi, ma non siamo neanche qua per fare un dibattito politico normale, vedete. Qua non è il sindaco che giustamente dal suo punto di vista deve rivendicare il lavoro fatto e gli do atto con tutta l'energia tanta di cui è capace, o noi dall'opposizione a contestare le cose che contestiamo, no? Con tutta l'energia crescente, ve lo garantisco, che stiamo mettendo in campo. E neanche la città a protestare su questa o quella cosa, come peraltro è avvenuto spesso in questi anni. Siamo a Mestre, tutti ricordano i 5.000 contro il degrado, contro lo spaccio, contro lo schifo di questa città, capitale italiana dei morti per eroina, no? Oppure di recente la grande manifestazione contro la distorsione in chiave di vecchia industria contro gli inceneritori, sempre a Mestre, o la grande manifestazione contro lo stravolgimento del Parco di San Giuliano poche settimane fa, e così via. Di queste cose abbiamo parlato tante volte, la città stessa, anche su Venezia, no? Contro il dissesto lagunare, contro la presenza delle grandi navi dentro la laguna, eccetera. Tutte cose, o anche su questioni più specifiche, su cui abbiamo lavorato tutti da punti di vista diversi, si è mossa e ha parlato spesso la città, ma non è questo il tema, capite? Il tema non è neanche che voi dovete andare avanti a portare avanti i bei, secondo voi, progetti che noi critichiamo, ma secondo voi giusti. Non è mica questo il tema di una seduta straordinaria come questa, straordinaria perché il sindaco ci dà il piacere di esserci, ma straordinaria perché è mossa da un fatto che travalica tutti questi, perché capite, quello che è emerso è che questi bei progetti, o criticabili dal nostro punto di vista, no, sono messi sotto accusa alla radice. È messo sotto accusa il meccanismo che li produce e il modo di gestirli. Questo è l'argomento di oggi. Possono essere i progetti più belli del mondo, non è questo il punto. Non è questo il punto oggi. E se non lo capite, come dire, rischiamo di parlare d'altro, se non lo capiamo, perché anche noi scivoliamo. Io stesso 10 secondi fa, per 20 secondi, ho parlato di quei progetti, no? Criticamente ovviamente. Ma non è questo. La magistratura ha detto delle cose precise. Non sto parlando dei reati, non sto parlando dei reati, sto parlando del meccanismo che ha descritto. E guardate che ve lo ha detto con gentilezza ancora, come si capisce benissimo, ve lo ha detto con gentilezza. E persistere senza cambiare niente
in un modo di gestire la cosa pubblica che mantiene tutti, quale che sia l'accusa che su di loro grava, al loro posto, è un gravissimo errore sotto ogni punto di vista. Secondo me è anche un errore politico grave, e questa cosa bisogna che l'abbiamo chiara, perché è questo l'oggetto della seduta odierna, non se a me piace quello che volete, il PUMS, o se a De Rossi, a cui piace sicuramente tanto, no, invece lo sostiene. Scusa, ti cito, potevo citare chiunque. No, la cosa è secco di fronte, no? Ovviamente. Non è questo il punto. Il punto è che la luce violenta che è caduta addosso a questi processi e al modo di gestirli, a questi progetti che sono in itinere, non sono dei progetti, e il modo di gestirla è sotto accusa in modo radicale. E quindi è di questo che bisogna rispondere, non parlare d'altro. Ripeto, la magistratura l'ha detto con una certa gentilezza finora, e noi non possiamo, come dire, far finta di non cogliere il vero messaggio, che è il ripristino di un meccanismo totale di trasparenza e di legalità, che è la riverifica, signor Sindaco, di quel blind trust che in questo caso ha fallito, anche senza ipotizzare reati, ma è chiaro che ha fallito per come è emerso alla luce della città, per cui non possiamo parlare d'altro. Noi dobbiamo entrare in sintonia con chi su questi progetti, anche se è d'accordo con i progetti, noi non lo siamo, ma anche se lo è, e forse ancora più chi lo è, bisogna riportarli, come dire, alla totale garanzia che lì non c'è niente di quello che autorevolissimamente con gli organi deputati, non con il grande inquisitore, no, con gli organi deputati è stato messo sotto accusa, come un sistema che al di là degli eventuali reati non funziona e non garantisce che la città di Venezia, occupandosi di questi e altri grandi progetti, non sia gravata da un insopportabile conflitto di interessi e non sia ancor più gravata dall'ombra ancor più insopportabile del sospetto che chi se ne occupa abbia altri interessi e non quelli della città. Questo è il cuore della discussione di oggi. Non possiamo girarci intorno. Altrimenti parliamo d'altro. Una volta ho raccontato qui una storiella, la riprendo, no, ispirato dal professor Zecchi, no? Quella dei due preti, no, un gesuita e uno secolare, che chiedono al Papa se possono fumare. No? Uno gli chiede: mentre prego posso fumare? E il Papa gli dice: non esiste nessuna distrazione mentre preghi. No? L'altro, che è un gesuita, gli dice: Santità, mentre sto fumando posso pregare? E il Papa gli dice: certo, si può pregare in ogni momento. No? Voi avete riformulato la questione in un altro modo. No? Mentre sto facendo gli affari miei, posso pensare alla cosa pubblica? Posso gestire la cosa pubblica? Certo, un imprenditore, giustamente, lo ricordava bene prima il sindaco, anche quando fa i propri affari pensa alla cosa pubblica ed è una cosa buona. No? Ma la domanda non è mica questa, sapete? La domanda che fa la magistratura, che fa gran parte della città, è un'altra. È: mentre mi occupo della cosa pubblica, posso pensare agli affari miei? Questa è la domanda. Questa è la domanda. Ho concluso, Presidente. Lei ha detto che siete sereni. Bene, noi siamo serenissimi. Noi siamo serenissimi e, pensando alla Serenissima, pensiamo a quell'immagine che è molto diffusa a Venezia. Ce ne sono due visibilissime, una sulla Porta della Carta, giusto, saprebbe raccontarla bene, una guarda la facciata ovest del Palazzo Ducale verso il bacino San Marco. No? C'è il Doge, il potere politico, inginocchiato davanti al leone. Questo vuol dire che nulla è più importante del leone che simboleggia Venezia, neanche il potere politico. Voi avete tentato di fare il contrario, di mettere Venezia, simboleggiata dal leone, al servizio del potere politico, alla mercé del potere politico. Alla mercé del potere politico.
Concluda, consigliere, grazie. Prima richiami l'esimio professor... Professor Zecchi, la prego. Scusate, concluda, consigliere. Non lo decidi tu. Concluda, consigliere. Non lo decidi tu. Professore, la prego. Non lo decidi tu. Dai Zecchi, sei Non lo passato dal pane in decidi tu. frasca, dai. Prego, consigliere, concluda. Stavo dicendo, Professor Zecchi, la prego. stavo dicendo, Paga i debiti. Scusate. Non ha la parola. Non ha la parola. Professor Zecchi, la prego. se è per questo non me ne frega niente di fregarla, per cui non è questo il punto. Va bene. Consigliere Bettin, concluda. Sì, se lo sto richiamando. Più di così non posso. I suoi elettori. Scusate, no. Non iniziamo a urlare, vi prego. Stavo dicendo che nella storia, nella civiltà di Venezia il potere politico si inginocchia al leone e che qua qualcuno ha tentato di fare il contrario, di mettere in ginocchio il leone, cioè Venezia, davanti al potere politico. Venezia, simboleggiata dal leone, che in realtà è leone e leonessa insieme, non ve lo permetterà. Consigliere Baioni. Rieccoci tornati in studio, avete sentito insomma le parole del consigliere Bettin. Noi ora apriamo una pagina di cronaca dal territorio del Veneto, sempre pronti e sempre con una finestra aperta sul consiglio comunale che si sta svolgendo a Mestre per capire anche quali saranno i prossimi interventi e le parole che verranno appunto dette, se ci sarà anche un altro intervento del sindaco Brugnaro che, ricordiamo, ha detto: ho fiducia nella giustizia, io non mi dimetto. Insomma, questo da Mestre, ringraziando i nostri colleghi che sono lì sul posto. E come dicevo, la cronaca, andiamo a Cassola, dove c'è per noi la nostra Vanessa Banzato. Un colpo grosso, hanno rubato delle bobine di fili d'argento, ma ci dice di più tutto Vanessa, che vedo già collegata. Vanessa, buongiorno, sei in compagnia di un ospite. Buongiorno, a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, hanno rubato proprio alla DB SPA di Cassola, Via Grande, hanno rubato non soltanto catename d'argento, ma hanno praticamente distrutto tutto quello che hanno trovato. Hanno sfondato il cancello principale, hanno sfondato l'accesso all'azienda, alla fabbrica, hanno rovinato, danneggiato in maniera pesante tantissimi macchinari che si trovavano all'interno, per poi riuscire ad asportare il materiale, il catename d'argento. Con me il titolare della DB di Cassola, Giovanni Maria Bizzotto. È stata una cosa tremenda, in pochissimo tempo, perché una manciata di minuti davvero hanno fatto il macello. Sì, hanno fatto un disastro, adesso non ci si rende conto quanto sia stato il disastro. Avevano un grosso mezzo, una grossa ruspa, erano tranquilli perché avevano chiuso le strade sia a nord, a sud e ad est, per cui arrivare qua era molto complesso, ci voleva molto tempo, pertanto sono andati con calma, hanno fatto il loro lavoro, sono arrivati con questo grosso mezzo, sono entrati e non si sono preoccupati, hanno proprio sfondato, sono entrati completamente con la ruspa in fabbrica. Dopodiché si sono mossi nei vari reparti e hanno raccolto tutto quello che c'era in giro, che naturalmente o sulle macchine o sulle bobine o sulle scatole c'è sempre del mezzo, hanno caricato nella benna e si sono avviati verso la ferrovia da dove erano arrivati e ha scaricato in un camioncino e se ne sono andati. In quanti hanno agito? Da quello che ho visto così almeno sembravano 6, ma ho visto le registrazioni molto velocemente, per cui potrei anche sbagliarmi. Sono riusciti insomma a bloccare tutta quanta l'area, quindi non si poteva accedere, nessuno poteva arrivare se non appunto facendo un giro molto più lungo, come tra l'altro hanno fatto anche i carabinieri quando sono arrivati. E non è tutto, perché oltre a creare danni alla sua azienda hanno anche danneggiato la stessa linea ferroviaria. Sì, è vero, la linea ferroviaria adesso ha interrotto il traffico perché si sono resi conto che le rotaie non sono più, diciamo così, posti a perfezione, sono storte, si sono piegate adesso perché sono arrivati con la ruspa dalla ferrovia, hanno attraversato la ferrovia,
arrivando e anche tornando. Pertanto con un mezzo grosso così si è danneggiata. Adesso hanno interrotto il traffico ferroviario in attesa di ripristinarlo. Senta, purtroppo non è la prima volta che viene presa di mira la sua azienda, si parlava almeno di altri 6-7 tentativi prima di arrivare a questo colpo grosso. Beh, allora in verità sono è vero 7, i primi 2 sono stati tentativi molto leggeri, molto banali anche, devo dire, da principianti, quindi non credo siano le stesse persone. Gli altri tentativi invece sono stati 2 dal tetto, sì, è abbastanza alto, hanno tentato di entrare e non sono riusciti perché è tutto allarmato. E dopo 3 dall'esterno, uno da questo portone senza riuscire a sfondarlo, uno in un'uscita di sicurezza senza riuscire ad aprirla, e stavolta questo portone che è blindato, blindatissimo, però il mezzo era talmente grosso e talmente grande che anche il muro potevano buttare giù, non c'era possibilità di salvarsi. Danni, intanto se si può già quantificare il bottino, e poi i danni, dobbiamo contare i danni che hanno riportato tutte quante le macchine. Ma vede, quando macchine così complesse si parlano di danni a 5 zeri, non è che si fa con danni piccoli. In più, e anche come bottino non è molto, ma per fare cifre a 5 zeri con il nostro mestiere è un attimo. Certo. Per cui non so quantificarlo perché devo fare tutto l'inventario, devo capire, quindi non mi sbilancio. Una cosa voglio dire però, dico ai miei colleghi di stare attenti perché qualcuno deve pur comprarlo sto materiale. Se qualcuno non lo compra, loro non lo rubano. Per cui se c'è qualcosa di strano, di non perfetto, sarebbe giusto segnalarlo per fare squadra e fare insieme, perché oggi è toccato a me, un'altra volta potrebbe toccare a qualcun altro. Per cui questo è il mio pensiero. Tra l'altro oggi sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro perché poi da domani sareste stati in ferie. Sì, in verità siccome mi annoio in ferie, questi mi hanno procurato il lavoro per altri un po' di giorni, una settimana, 2. E devo sorridere, stamattina ero disperato, adesso sorrido e dico maniche fatte su, maniche tirate su a tutti e si riparte più forte di prima. Adesso i carabinieri stanno svolgendo tutte quante le indagini, andranno a visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza per riuscire insomma a risalire agli autori di questo vero e proprio colpo grosso. Da Cassola è tutto, ti ricevo la linea. Vanessa, grazie al tuo ospite. Come dicevamo, continuiamo con la cronaca del territorio, ci spostiamo a Padova, un incendio ieri alle acciaierie venete di Corso Francia, i sindacati chiedono e lanciano un grido d'allarme: basta incidenti sul lavoro. Ma ci raccontano tutto Francesco Rattai e Federico Cibotto in diretta proprio da Padova. Buongiorno. Chiedo alla regia se è pronto il collegamento. Ok, allora, eccolo, lo vedo. Francesco, eccoti, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori e alle telespettatrici. Siamo in Abbiamo dei Francia, problemi Padova, con l'audio, riprendiamo noi la linea dallo studio. Nel frattempo andiamo a Verona con una notizia che arriva dalla Guardia di Finanza che cedono al figlio beni per evadere le tasse, sequestrato 1.700.000 euro, coinvolti i coniugi veronesi, un'inchiesta appunto che ha impegnato la Guardia di Finanza di Verona. I finanziari hanno infatti eseguito un provvedimento di sequestro preventivo di beni per oltre 1,7 milioni di euro nei confronti di 2 coniugi veronesi per l'ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Le attività di indagine hanno consentito di rilevare che mentre l'Agenzia delle Entrate contestava ai 2 imprenditori veronesi una sanzione di 1.700.000 euro per la mancata indicazione nella dichiarazione di redditi di disponibilità finanziaria detenuti in Svizzera, gli stessi si spogliavano completamente a favore del figlio del patrimonio immobiliare e delle quote societarie dell'impresa familiare, senza reali contropartite economiche, in assenza di plausibili ragioni di ristrutturazione patrimoniale o finanziaria. Insomma, questa un'ennesima operazione, questa volta che arriva da Verona, e saremo in grado anche nelle edizioni della sera di raccontarvi un'altra operazione della Guardia di Finanza e delle Fiamme Gialle appunto di Treviso, sempre in termini di sequestri di bene sostanzialmente. Ma vedo adesso di nuovo collegato il nostro Francesco Rattai, vediamo se ora l'audio funziona. Francesco, buongiorno, parlavamo appunto delle acciaierie venete, dell'incendio che c'è stato ieri
sei in compagnia di una sindacalista. Buongiorno Francesco. Sì, esatto, buongiorno Edi, spero mi riusciate a sentire adesso. Siamo in Riviera Francia, dove c'è la sede di Acciaierie Venete, dove ieri pomeriggio c'è stato questo incidente, questo incendio che ha coinvolto anche 2 lavoratori di una ditta esterna. Con me c'è Francesca Battisti, che è membro della segreteria della FIOM CGIL provinciale di Padova. Ecco, prima di chiederle un commento lancerei il servizio che ci racconta quello che è successo ieri pomeriggio. Incendio all'interno del complesso industriale di Acciaierie Venete in Viale Francia a Padova ieri pomeriggio verso le 15:30. 2 gli operai che erano al lavoro rimasti feriti e ricoverati all'ospedale di Padova in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sul posto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con un'autopompa e 2 autobotti che dopo circa mezz'ora sono riusciti a domare tutte le fiamme mettendo in sicurezza la struttura. I 2 operai coinvolti sono dipendenti di una ditta esterna che si sta occupando di manutenzione straordinaria durante la pausa estiva. La produzione infatti è ferma da 2 giorni. Non erano presenti dipendenti di Acciaierie Venete sul luogo. Da una prima ricostruzione fatta dai carabinieri intervenuti sul posto insieme a Spisal e SUEM 118, i 2 operai di una ditta di Taranto stavano smantellando alcuni pannelli di una torre di evaporazione con un utensile elettronico dal cestello di una gru. Questo avrebbe accidentalmente innescato un principio di incendio che ha coinvolto la torre e parte dell'edificio adiacente. Da una prima stima i danni sono contenuti alla torre di evaporazione che era comunque in fase di demolizione. Non risultano problemi per la qualità dell'aria. Ecco, questa è la cronaca di un pomeriggio alle Acciaierie Venete. Con noi l'abbiamo presentata prima Francesca Battisti, a cui chiedo, voi da subito avete detto questo è l'ennesimo incidente che succede in questo stabilimento. Ricordiamo tutti il 2018, quando ci fu quello che è un tragico incidente in cui persero la vita a causa di una colata caduta dalla rottura di una stiviera 2 lavoratori. Nello scorso ottobre un altro incidente dovuto a un'esplosione, rimasero ferite 3 persone quella volta. Ecco, sono troppi gli incidenti sul lavoro. Sì, gli incidenti sul lavoro sono troppi, tanti, continuano e noi subito ci siamo messi in contatto con i nostri delegati per capire insomma che cosa è successo ieri e anche se questa azienda, come immagino sia stato detto anche nel servizio, si trova in una condizione insomma oggi di fermata produttiva proprio per le manutenzioni, si ripresenta la questione degli incidenti sulle aziende in appalto, perché questi lavori di manutenzione erano proprio affidati a un'azienda in appalto, un'azienda esterna insomma. Il tema degli appalti nel mondo del lavoro è un tema che voi seguite molto e che molte volte è al centro di questi incidenti. Sì, è evidente che è una condizione e ci sono degli aspetti che evidenziano delle criticità che devono essere quanto più insomma, messe sotto controllo e anche sotto responsabilità. A questo io mi aggancio riguardo proprio a quello che è la necessità di inasprire, non so se è corretto dire inasprire, ma comunque accentuare la responsabilità anche del committente, perché proprio come insomma, abbiamo con la CGIL cercato di fare nei quesiti referendari, che
prossimamente, insomma, quando ne verrà data certezza, si dovrà anche andare a votare, perché uno dei quesiti è proprio il tema delle responsabilità nella catena dell'appalto proprio sulle questioni riferite all'infortunio e alle morti sul lavoro, insomma alla gestione della sicurezza sulle aziende. Ecco, voi avete sentito l'azienda, che cosa chiedete all'azienda? Beh, all'azienda chiediamo, insomma, non appena sarà possibile avere una dichiarazione rispetto a quello che è avvenuto, e si monitorerà, insomma, quello che è la gestione attuale rispetto a quella che è la sicurezza. Saranno questi passi prossimi venturi, anche se, insomma, l'azienda è presidiata sindacalmente, gli operatori RSU e RLS sono presenti e sono attivi per quanto riguarda tutte quelle che sono le rimostranze rispetto alle necessità di sicurezza aziendale. Ecco, ricordo l'ottobre dello scorso anno, quando ci fu quell'esplosione che portò al ferimento di 3 lavoratori. Ricordo che anche però che molti operai ci hanno detto: guardate che in questi 5 anni, dal 2018, è stato fatto molto, si sta facendo qualcosa per la sicurezza sul lavoro. Allora, io non sono funzionaria che ha attività diretta con l'azienda, ma immagino di sì, insomma, che questo sia un tema che è sempre aperto e sempre attivo, tanto per i delegati, anche riguarda tutta la formazione che noi cerchiamo di fare ai nostri delegati rispetto alla sicurezza, quanto agli RLS, perché, insomma, crediamo che tanto l'RLS quanto il delegato abbiano, insomma, bisogno, insomma, di avere una formazione e una sensibilità aggiuntiva rispetto a quelle che sono le formazioni classiche, ordinarie, insomma, gestite dall'azienda. Ecco, ringraziamo Francesca Battisti, ringrazio il collega Federico Cibotto per l'assistenza tecnica. Se non ci sono altre domande da studio, vi restituirei la linea. Un monito chiarissimo e una richiesta chiarissima quella dei sindacati. Grazie Francesco e grazie alla tua ospite. Ancora, appunto, si parla di sicurezza sui luoghi del lavoro. Dunque noi apriamo invece adesso una pagina legata al maltempo che ha colpito il Veneto nelle ultime ore. È attesa in serata un'altra perturbazione, anche se di minore intensità. Il maltempo, appunto, sono stati 125 gli interventi dei vigili del fuoco in Veneto, interventi nelle province di Treviso, Vicenza, Padova e Venezia. E proprio dal Trevigiano vedo, da Refrontolo nello specifico, vedo collegato il nostro Lucio Zanato per fare un po' il punto di quello che è stato il bilancio e l'esito, insomma, di questa perturbazione nelle scorse ore, ma a Refrontolo anche perché sono passati 10 anni dalla tragedia del Molinetto della Croda. Lucio, buongiorno. Buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo proprio nello spiazzo dove 10 anni fa è accaduta, proprio il 2 agosto 2014, la tragedia che ha visto la morte di 4 persone: Fabrizio Bortolin di 48 anni di Santa Lucia di Piave, Maurizio Lot 50 anni, era collaboratore della Proroco di Refrontolo, Luciano Stella 50 anni di Pieve e Giannino Bareda 60 anni di Falzè. Parleremo di loro subito dopo, perché prima intanto diamo un aggiornamento per quanto riguarda il maltempo. Allora, sono 125 gli interventi in Veneto operati dai Vigili del Fuoco nelle scorse ore, 60 solamente nella provincia di Treviso, mentre 30 nel Vicentino, 25 nel Padovano e 20 nel Veneziano. Quasi tutti per alberi caduti, ma anche in alcuni punti per allagamenti. La zona del Montello in provincia di Treviso è quella più battuta, in particolare i comuni di Volpago e Cornuda, mentre nella Castellana c'è stata una forte grandinata.
passata. A Oderzo invece, nella zona di Fratta e a Mansuè, c'è stato un blackout perché dei rami e un albero sono caduti sulle linee a bassa tensione. Stesso problema è accaduto, ma non per alberi caduti, ma un blackout elettrico c'è stato invece a Treviso nella zona di Santa Maria del Rovere, con qualche problema anche per quanto riguarda la gestione dei semafori. Questo per quanto riguarda la situazione nelle scorse ore. Si aspetta invece un'altra perturbazione più o meno nella serata di oggi, si spera di minore intensità, però i meteorologi dicono che questo insieme di bassi strati pieni d'acqua e di forte carica elettrostatica determinata dal calore potrebbe scatenare nuovamente delle altre perturbazioni, ma soprattutto pioggia e grandine in diverse parti, partendo dall'Alta Marca. Lucio, ti ringrazio per questo breve aggiornamento. Ci ricolleghiamo con te tra 5 minuti di orologio, perché andiamo subito, apriamo la finestra su Mestre, perché sta parlando la capogruppo di Fratelli d'Italia Maica Canton. Sentiamo l'intervento. Complimenti. Prego Canton. Sulla morte dei poveri e fatti i patrioti. Continuo. Abbiamo sollecitato sindaco e assessori competenti per evitare che tutti gli importanti progetti di manutenzione cittadina e di sviluppo si fermino, causando un grave danno e un disservizio alla comunità, oltre che a un danno economico alle casse del comune. Per Fratelli d'Italia la questione morale è fondamentale, così come la trasparenza su chi svolge funzioni in comune o nelle municipalizzate, perché chi le svolge deve ovviamente essere dedito a perseguire esclusivamente il bene pubblico. Le indagini, come è giusto, devono procedere, ma anche l'attività amministrativa, e finché non ci sono condanne non ci possono essere colpevoli. Per questo, in forza del mandato che democraticamente le parti politiche hanno ricevuto dai cittadini di Venezia nelle ultime elezioni, chiediamo all'amministrazione comunale di proseguire a pieno titolo le sue attività. Soprattutto, come Fratelli d'Italia, chiediamo al sindaco che al più breve, entro le prossime settimane, possa intervenire negli ambiti noti e circoscritti sui quali mezzo stampa è noto la magistratura stia effettuando indagine, al fine di attuare un ricollocamento ancorché temporaneo delle persone sottoposte ad accertamenti giudiziari, in particolare delle figure tecniche, per non interrompere la linea di responsabilità dirigenziali che serve sia alla piena attività dei vari enti e controllate, sia a riportare un clima di serenità e un riequilibrio nelle relazioni tra i vari referenti delle aree tecniche, che per legge sono chiamati a mettere in atto le scelte politiche che l'amministrazione sta attuando e attuerà fino alla fine del suo mandato. Quello che ci preme, sottolineo, è che la complessa filiera amministrativa delle controllate e l'attività dell'amministrazione non vadano in stallo, ma siano immediatamente ricostruite le migliori condizioni per lavorare. Le sinistre di colore variopinte che strepitano cercando di trasformare un avviso di garanzia al sindaco in una condanna passata in giudicato, le sfideremo a tempo debito quando al termine di questa consigliatura ci saranno le elezioni e ricorderemo con dovizia ai particolari i loro successi al governo quando erano alla guida della città. Nel 2015, quando l'amministrazione di centrodestra prese in mano questo comune, l'eredità era assai pesante. Un dissesto finanziario causato dalle folli spese delle amministrazioni di sinistra, con il rischio di consegnare i libri contabili in tribunale. Ancora oggi paghiamo i debiti per la follia di firmare nel 2006 con una banca di Londra i cosiddetti derivati, che ci costano svariati milioni
milioni l'anno. Per non parlare delle centinaia di milioni di euro pubblici utilizzati per comprare il centro sociale Rivolta, realizzare il tram di Mestre con un costo di 240 milioni di euro, per il quale oggi non ci sono più i pezzi di ricambio, con la conseguenza che tra qualche anno dovremmo sostituire l'intera linea. Il ponte di Calatrava, il grande architetto che non ha mai firmato l'opera, che doveva costare 11 milioni, poi diventati 17. Multato poi dalla Corte dei Conti per danno erariale, 78.000 euro di sanzioni. Pagati da chi? I gradini in vetro della francese Saint-Gobain, perché era difficile trovarli a Murano o nei dintorni, devono essere spesso sostituiti perché troppo fragili e costano mediamente dai 4 ai 7.000 euro l'una. Centinaia i feriti per scivolamento quando piove e decine di denunce al comune per infortunie. E come non ricordare l'indimenticabile Campo Sinti, 38 casette, la follia dell'integrazione, un piano fallito nel 2009 e tanti milioni buttati. Ed è questa amministrazione ora di centrodestra che ha messo la parola fine a quello scempio, iniziando una rigenerazione urbana che vede oggi la realizzazione di un nuovo impianto sportivo da 1.000 spettatori, con una spesa che supera i 9 milioni di euro. Ci rendiamo conto che qualcuno a sinistra rimarrà deluso, ma Fratelli d'Italia non sarà mai al fianco di chi per decenni ha governato in modo indecente la città, fino a portarla al suo fallimento finanziario per il solo scopo di mandare a casa questa amministrazione, che ha lavorato alacremente per una nuova città. Basta ricordare solo alcuni obiettivi che ci siamo dati durante il governo del sindaco Brugnaro. Abbiamo risanato un bilancio disastroso, restaurato e recuperato Forte Marghera, investendo più di 25 milioni. Abbiamo finalmente consegnato alla città la piscina di Marghera, attesa da 30 anni, e completato la piscina della Gazzera con una spesa di 1.800.000 euro, così come la piscina di Saccafisola e di Sant'Alvise. Ripreso in mano l'emeroteca, abbiamo appena inaugurato la nuova VEZ con una spesa di 3.600.000 euro. Per restituire alla città la storica scuola De Amicis c'è voluta l'amministrazione di centrodestra. L'ampliamento del Parco San Giuliano che ritornerà ad essere la spiaggia urbana di Mestre. Il polo nautico di San Giuliano, solo per le remiere sono stati spesi più di 10 milioni di euro. La piazza mercato di Marghera, una rigenerazione urbana fondamentale per quella parte della città, che costerà più di 4 milioni. E poi il Candiani, il Palaplip, il Parco Bissuola. Abbiamo realizzato 3 asili nuovi, il Melograno, il Coccinella e il Pinocchio, per più di 7 milioni. Abbiamo realizzato le vasche di accumulo delle acque per 13.000 metri cubi in via Torino e 15.000 in via Bissuola, dotate di filtrazione prima dell'emissione nell'Osellino, per 28 milioni di euro. Abbiamo messo in sicurezza 160 scuole, realizzando impianti antincendio. I nostri figli andavano a scuola senza la sicurezza. Se volete potremo continuare per ore. Abbiamo trovato 14.000 loculi interclusi. Li abbiamo sistemati quasi tutti e realizzati ben altri 889 nuovi ossari e altri 300 sono in fase di realizzazione. Attraverso un grande lavoro di squadra abbiamo investito 170 milioni nella Biennale. Abbiamo messo in sicurezza il Goldoni, il Teatro Goldoni. La invito a concludere. Concludo, la cittadella della giustizia. Ma di cosa stiamo parlando? Non possiamo permetterci che queste opere vadano in mano
alla sinistra che ha votato contro a tutto, criticando e sicuramente non portando avanti gli interessi della città, che aveva bisogno di finanziamento, coraggio e opere. C'è voluta un'amministrazione di centrodestra per far pulire i canali dal fango, per investire sul rialzo delle rive, per fare la rete antincendio, per fare una manutenzione e una messa in sicurezza di Palazzo Ducale, dei musei Fortuny, Correr, Concluda. Un attimo, chiudo con quella che per anni la sinistra ha considerato il suo cavallo di battaglia, il sociale. Va citata l'attenzione verso la disabilità e verso i nostri anziani, con l'abbattimento delle barriere architettoniche limitatamente a un evento sportivi. Oggi seriamente questa amministrazione ha affrontato il tema dando alla città non solo delle vere rampe, ma la loro continuità, sia in riva dei Scavoni che alle Zattere. Abbiamo investito restaurando e riassegnando ben 220 abitazioni a Venezia, al centro storico e Isere, e 152 a Mestre sono negli ultimi 3 anni. Noi le scelte le facciamo nell'interesse dei veneziani, e dare continuità a questa amministrazione significa difendere il presente e il futuro della nostra città. Onorevole Bazzaro. C'è una roba molto semplice, voi continuate a parlare del sindaco, invece c'è il sindaco, l'assessore alla mobilità, il capo di gabinetto, il vice capo di gabinetto, 3/4 degli amministratori delegati delle partecipate, 20 imprenditori. Non è solo il sindaco, è il sistema che avete costruito che sta andando in merda. Rendetevi conto di questa cosa. Stanno saltando ogni singola cosa, non è una questione di garantismo. Basta. È una dinamica generale questa cosa. Basta. Siete dei complici! Casa! Prego, onorevole Bazzaro. Dico, 40 anni manca il dire, ho doppio comunque. Se questo è troppo. Stretto, tutti quanti. Non vedevate niente, le attività dovete rispondere nel merito, non di quante robe avete fatto. Amministrare la città E un saluto al signor Sindaco. Politicamente dovete rispondere. Un collega dell'opposizione ha detto una cosa giusta, non è un consiglio normale. Non siamo qui per parlare di cosa abbiamo fatto o non fatto in città, giustamente viene ricordato, è un consiglio straordinario. C'è uno j'accuse, un'accusa pesante nei confronti in primo luogo del nostro primo cittadino. E siccome il primo cittadino rappresenta tutti, ma rappresenta ancora di più la maggioranza che lo sostiene, io questa accusa la sento mia e rispondo sul merito. In questo Consiglio non c'è la figura dello speaker di maggioranza, per cui non mi permetto di parlare né a nome dei colleghi di giunta né a nome dei colleghi di maggioranza che siedono a fianco a me in Consiglio, lo fanno da 4 anni. Ma mi scuseranno se mi permetterò di dire che accusare il sindaco di un sistema al limite del malavitoso significa accusare i membri della giunta di essere collusi o sciocchi e di conseguenza i consiglieri di maggioranza di essere altrettanto collusi o sciocchi. Mi dispiace, io rispondo per me e per il mio gruppo, ma conosco il lavoro indefesso dei colleghi di giunta, dei colleghi consiglieri di maggioranza, dei colleghi che lavorano nelle municipalità come presidenti, delegati o consiglieri, e su di loro, sulla figura del sindaco, sulla loro onestà e sulla loro integrità, oggi è su questo che io mi esprimo, perché questo è un consiglio straordinario che questo mette in dubbio. E noi come gruppo ribadiamo questa fiducia. La fiducia nel buon governo e nell'onestà di chi lo sta presiedendo. C'è l'idea, che è balenata in questi giorni, di poter cogliere un'occasione. L'occasione che questa maggioranza se ne vada in silenzio nella notte come dei ladri.
Noi ladri non siamo, non ce ne andiamo, rimaniamo e aspettiamo che il Ministero dell'Interno vada a decidere la data delle elezioni, in modo che le forze democratiche di questa città possano esprimersi e presentarsi ai cittadini veneziani. Vede, Sindaco, quando accusano lei, io dico che accusano noi per un motivo molto semplice, perché poi il Consiglio è sovrano e quindi di due l'una: o i consiglieri di maggioranza, ripeto, sono collusi, ed è un'accusa molto grave, o sono sciocchi e non sanno leggere. Conosco i miei colleghi, sappiamo leggere e non siamo collusi. Non accettiamo l'etichetta di ladri né oggi né mai. Se qualcuno ha delle prove sulla nostra colpevolezza in qualche atto votato o in qualche atto sottoscritto dalla Giunta, o le porta o questa amministrazione va avanti. Ci sarà il momento di andare a spiegare ai cittadini quante cose abbiamo fatto. Per me e per il mio gruppo non è questo il giorno. Io l'ho vista provata, signor Sindaco, l'ha detto anche lei, umanamente provata. Io rappresento un gruppo che magari non parla sempre, forse non è il più capace, forse non sono i capogruppi più intelligenti per quelli presenti, ma abbiamo tre valori: onestà, dignità e orgoglio. Le faccio oggi, le faccio dignità, onestà e orgoglio, e le faccio oggi a nome del mio gruppo un regalo per continuare la sua attività amministrativa in questo anno e mezzo che manca. So che lei è già presidente di un partito, ma io le dono la tessera onoraria della Lega. Le dono la tessera onoraria della Lega, perché essere della Lega mi ha insegnato che quando si sbaglia nell'attività amministrativa i primi di cui si deve avere paura sono quelli del mio partito. Quindi per cui la nostra fiducia, che oggi le ribadiamo, è una fiducia politica che certifichiamo come gruppo politico. So che c'è qualcuno che sta preoccupando delle nostre percentuali. Guardi, ero in Lega al 3% quando ci sputavano addosso dei gazebi, ci rimarrò anche dopo, viva il buon Dio. Quanto è bella la democrazia anche senza careghe. Le ho viste tutte e sto bene uguale. Ciò detto, vede signor Sindaco, io la invito ad andare avanti, perché c'è una frase vera negli slogan che hanno urlato in questi giorni poche persone in città. Perché io non so quanti sono quelli che la contestano. So che se io porto qui 300 leghisti che dicono bravo Bazzaro, non è che la città di Venezia dica bravo Bazzaro, ci sono 300 persone portate da me che la pensano in quella maniera. Ma c'è una frase: la città non deve fermarsi, e hanno perfettamente ragione. C'è un modo in cui le città si fermano a livello amministrativo: quando arriva un commissario prefettizio per motivi terzi, perché a quel punto giustamente la figura individuata blocca l'attività politica, la scelta politica, e fa sì che la macchina vada sui binari già prefissi e semplicemente avanti. Ecco, questo bloccherebbe la città. Io credo che lei abbia fatto delle scelte coraggiose di cambiamento, nel senso che determinate promesse che per 20 anni erano state paventate, che piacciono o non piacciono, si stanno realizzando. Io la mia campagna elettorale futura, nel 2025-26, quando il mandato elettorale terminerà, la porterò avanti assieme al mio gruppo politico sul fatto di aver osato di cambiare la città, perché l'immobilismo e l'idea che tutto debba rimanere così per non scontentare qualcuno, ancor peggio l'idea che quando governano loro tu sei minoranza e non conti un cazzo, e quando governi tu devi tenere conto della minoranza e comunque non conti un cazzo, è qualcosa di malsano. La democrazia si basa sul cambiamento e sull'opportunità di proporre ai cittadini con il voto, e una volta che sceglie l'amministrazione con la forza amministrativa, un'idea diversa. Poi, dopo 5 o 10 anni, quell'idea viene giudicata e su quel giudizio si va avanti. Ma l'idea dell'immobilismo è il male che porta veramente i cittadini a non votare, perché se tanto non cambia mai niente, se Brugnaro è uguale al sindaco precedente perché non ha il coraggio di sfidare determinati poteri per andare avanti, evidentemente il problema c'è. Io le rinnovo una fiducia politica, perché quando si chiede un consiglio straordinario e si dice il sindaco è a capo di un sistema di malaffare che sostanzialmente mischia pubblico e privato, si sta accusando la nostra maggioranza, e come maggioranza noi oggi dobbiamo rispondere, sapendo che non va a casa il sindaco, va a casa un'idea diversa di città per cui ci battiamo da 9 anni e per cui ci batteremo per un altro anno e mezzo. Ci vediamo alle prossime elezioni, i risultati non sono già scontati. Grazie a tutti. Consigliere Trabucco. Grazie Presidente. Guardate, io comprendo la difficoltà del sindaco, della maggioranza, la difficoltà politica, ma anche la difficoltà umana per il momento che si sta vivendo, e per questo capisco che
si cerchi di sviare l'attenzione rispetto a quello che è il punto in discussione oggi, per cui si parla del passato, si parla di che cosa è stato fatto, di quanto bravi siamo stati, di che città abbiamo trovato e si fa l'elenco della spesa, delle cose che questa amministrazione, che indubbiamente insomma qualche cosa l'ha fatta questa amministrazione grazie anche ai finanziamenti che sono arrivati. E così abbiamo sentito le testimonianze, insomma gli interventi dei capogruppo di Lega e Fratelli d'Italia che di fatto sostengono il sindaco Brugnaro. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e ci vediamo tra poco. Eccoci tornati in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, 1 minuto alle 13. Continuiamo dove ci eravamo interrotti a parlare di maltempo, un maltempo che già a maggio aveva messo in ginocchio diversi comuni del territorio del Vicentino. Lunedì c'è stato un summit tra i sindaci, prefetto, presidente della provincia, assessore regionale Bottaccin per un confronto sui ristori che i sindaci lamentavano non essere sufficienti alla luce dei danni subiti. Oggi, a seguito appunto di questo incontro, ci sono delle novità e per noi ci sono in collegamento da Isola Vicentina Daniele Garbin con Simone Squarcina insieme al sindaco Enrico Francesco Gonzo. Eccoli che li vediamo collegati, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, buongiorno a te ai telespettatori. Confermo, siamo a Isola Vicentina, siamo all'interno della sede comunale, l'aula consigliare con il sindaco. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, come avevi già accennato nel lancio, effettivamente che passo in più oggi è importante perché c'è un annuncio importante per quanto riguarda il maltempo. Ricordiamo che Isola Vicentina è stata tra i comuni vicentini che ha subito uno tra i più forti danni, soprattutto nella primavera, soprattutto tra il 14 e il 15 maggio scorso, e questa ondata di maltempo che ha sconvolto la vita di 1500 persone. Innanzitutto l'ondata precedente, ieri sera, come è andata il maltempo annunciato per noi? Fortunatamente senza danni. Ecco. E su questo è importante, non è scontato. Mentre la novità che annunciavamo era, insieme ai suoi colleghi sindaci, c'è l'arrivo di un commissario. In parte era atteso, in parte è anche stato come dire, anticipato con una sorta di anticipo dei ristori, vero? Sì, diciamo che abbiamo avuto ieri, come tutti i comuni alluvionati della provincia di Vicenza, che ci siamo dati appuntamento lunedì scorso in provincia, abbiamo avuto la notizia dell'onorevole Caretta della nomina del commissario da parte appunto della presenza del Consiglio dei Ministri e del direttore dell'area tutela e sicurezza del territorio della Regione del Veneto, il dottor Luca Marchesi, che è il nuovo commissario appunto che ora aprirà questa fase di indagine, di censimento e quindi anche un piano degli interventi per gestire quello che noi definiamo il rischio residuo, quindi tutta quella serie di azioni e di attività che saranno necessarie per evitare nuovi eventi di questo tipo, ma soprattutto per far partire la parte di censimento dei danni e delle perdite da parte dei privati cittadini, ma anche di tutte quelle spese e quelle operazioni di urgenza e di emergenza che i comuni, di tanti, hanno messo nelle immediate ore di urgenza. C'è da dire che questa ordinanza, questa nomina del commissario arriva in un tempo molto più veloce di quello che era previsto, che la prassi richiederebbe nei 90 giorni. Ora quindi una grande velocità, questo è frutto anche del lavoro delle istituzioni, comuni, provincia, regione e Stato, una filiera che si è parlata, che ha cercato di portare risultati veloci. I 26 milioni di euro che sono stati stanziati a inizio luglio sicuramente saranno un acconto, lo consideriamo così, su quelli che sono le predisposizioni poi delle attività del commissario, quindi sicuramente siamo fiduciosi che le fasi successive siano positive. Ecco, vediamo che in mano ha proprio l'ordinanza, no? Stava leggendo con noi in questo momento, e ha visto anche delle note interessanti, vero? C'è l'articolo 2, sono previsti anche dei contributi di autonoma sistemazione, sono poi da approfondire tutte queste tematiche perché l'ordinanza è veramente fresca e saranno poi da affrontare con il commissario e ci sarà tutto un tempo utile che speriamo magari non breve ma veloce, che aprirà appunto le fasi della conta dei danni, per così dire. Quindi da questo punto di vista una ordinanza materialmente su cui una base solida su cui appoggiare poi anche tutte le materiali attività di indagine e di censimento.
Prima di concludere, voi comunque avete voluto dare un segnale ai vostri concittadini, vero? Nell'ultimo Consiglio Comunale avete deliberato una prima parte, un fondo. Di che cosa si tratta? Sì, abbiamo aggiunto ai fondi già raccolti dai nostri concittadini, sono oltre 27.000 euro e ne arriveranno anche degli altri. Abbiamo aggiunto già 30.000 euro dell'amministrazione comunale, prendendoli dell'avanzo di amministrazione, ne aggiungeremo degli altri nei prossimi mesi per iniziare ad avere un plafond utile, insomma sensato, da iniziare a distribuire. E soprattutto uso questa occasione anche per fare un appello a tutte quelle aziende di Isola Vicentina che hanno le possibilità di versare qualche cosa in questo fondo, perché il nostro bando con cui distribuiremo poi i fondi avrà soprattutto l'intenzione di andare a sostenere le famiglie che hanno avuto maggiori danni poi via via in base al grado di danno subito, insomma. Intanto con questo la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro. Grazie a voi, grazie. E con questo gli restituisco la linea a studio. Daniele, grazie mille, grazie anche al Sindaco per questi aggiornamenti. Noi ripercorriamo quello che è stato l'esito e l'avanzamento del maltempo di ieri sulla nostra regione. Attesa, annunciata, prevista, è arrivata nel tardo pomeriggio del 1° agosto l'ennesima sferzata di maltempo sul territorio regionale. Le piogge molto abbondanti sono state accompagnate da forti venti, iniziando dall'area montana, spostandosi velocemente verso sud-est e attraversando gran parte della pianura veneta, vicentina, trevigiana e veneziana. Tuoni, fulminazioni e raffiche hanno creato un po' ovunque allagamenti lungo le strade e nei giardini, con qualche grandinata che è stata in gran parte di dimensioni piccole e medio-piccole, senza però particolari disagi o conseguenze. L'arrivo della perturbazione è stato preceduto da una pesante cappa di umidità e temperature ampiamente superiori ai 30 gradi in pianura, con punte di 27 gradi anche sull'altopiano di Asiago. Verticale il crollo della colonnina di mercurio dopo il passaggio temporalesco, che ha lasciato spazio, specie sulle zone settentrionali, a qualche parziale schiarita, prima di una seconda passata di piogge in tarda serata che si è sviluppata prevalentemente su Veronese, Vicentino e Padovano. Rimaniamo sul maltempo, appuntamento importante domani mattina in municipio a Campo San Piero, dove i 17 sindaci dei comuni lungo l'asta del Muson si riuniranno per la prima volta per sottoscrivere un documento indirizzato al governo. Alluvione a Campo San Piero dopo la tragica rottura dell'argine a metà maggio. Stato di allerta costante dopo gli ingenti danni della scorsa primavera anche a Castelfranco Veneto per il Muson e per l'Avenale. Sono costantemente preoccupati, come tutti i loro cittadini, i sindaci dei 17 comuni lungo l'asta del Muson, da Asolo a Vigo d'Arzere, che per la prima volta tutti insieme si sono dati appuntamento domani mattina nel municipio di Campo San Piero. A coordinare il tavolo Katia Maccarrone, sindaco di Campo San Piero, e Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco Veneto e presidente della provincia di Treviso, che con i loro colleghi sottoscriveranno una lettera al ministro per la protezione civile Nello Musumeci, rivolta ai parlamentari e alla regione perché siano attivati ristori per i cittadini pesantemente danneggiati dall'alluvione di maggio scorso e vengano realizzate con poteri commissariali opere infrastrutturali di messa in sicurezza. Maltempo dunque, un weekend che si prevede con qualche temporale, ma il caldo non lascerà il Veneto, nonostante appunto alcuni temporali in arrivo al centro-nord. Le massime tra sabato e domenica saranno ancora africane anche su questo settore, mentre al sud Italia sono previsti picchi, pensate, di ben 44 gradi, quindi il maltempo, ma anche appunto questo caldo che non vuole lasciare la nostra regione e tutto il nord Italia. Noi ci spostiamo sull'Ansa.it invece per una notizia che viene da Rovigo. Tenta di uccidere una donna, un giovane arrestato appunto nel Rodigino, un provvedimento della procura dopo le indagini dei carabinieri della compagnia di Rovigo, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un giovane polesano ritenuto responsabile di tentato omicidio, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio ai danni di una donna per atti avvenuti lo scorso 21 luglio. Le indagini sono state appunto svolte dai carabinieri e dal militari del nucleo operativo radiomobile di Rovigo e coordinate dalla Procura della Repubblica Rodigina, che hanno permesso di raccogliere gli indizi di colpevolezza nei confronti dell'arrestato. Questa dunque la cronaca da Rovigo. Invece noi ci spostiamo nel Vicentino e precisamente
precisamente ad Altavilla Vicentina per la rapina, ve lo ricorderete, nella villa di Roberto Baggio. Le indagini hanno portato gli investigatori a escludere un colpo fortuito, ma l'azione pianificata di una banda specializzata, un'indagine che risulta però ancora molto complessa. La clamorosa rapina ad Altavilla Vicentina ai danni di Roberto Baggio, avvenuta il 20 giugno scorso, è stata opera di una banda di malviventi che aveva pianificato con accuratezza il colpo. Ne sono convinti gli inquirenti della Procura di Vicenza, che stanno esaminando la grande quantità di immagini fornite dai diversi circuiti di videosorveglianza, pubblici e privati della zona. Sarebbe stato escluso dunque un colpo occasionale di una banda di passaggio, come era stato ipotizzato inizialmente. Obiettivo deliberato era proprio la proprietà del campione vicentino, che è stato ferito nella colluttazione con i malviventi, una banda quasi sicuramente proveniente dall'est Europa, specializzati in rapine in villa, che avrebbe preparato meticolosamente tempi e modalità del colpo prima di entrare in azione. Scarse le tracce lasciate sul posto dai criminali, esaminate e rinvenute dai RIS nei giorni successivi. Non sarebbe stato possibile inoltre trovare elementi utili alle indagini nei girati dell'apparato di videosorveglianza interno della villa, danneggiato nei giorni precedenti dal maltempo. Per questo resta essenziale la visione meticolosa di tutte le immagini registrate nel comune nei giorni precedenti, durante i sopralluoghi compiuti dai criminali. Un'aggressione che gli ha portato una prognosi di 30 giorni per un bottino di pochi euro. È successo a un esercente padovano in zona industriale. Una violenta rapina ai danni di Carlo Quaggia, 69 anni, titolare del bar Missaglia in pieno centro storico a Padova. Sabato stava rientrando a casa quando si è fermato per rispondere ad un messaggio sul telefono in zona industriale a Camin. Lo hanno aggredito lui ha detto che erano due stranieri. Gli hanno dato subito un pugno fortissimo in faccia. Lui è svenuto subito, ha detto, perché poi non si ricorda più niente, e l'hanno trascinato 10-20 metri lontano dalla macchina. Gli hanno portato via gli apparecchi acustici, il cellulare, e aveva pochi soldi e i documenti li hanno lasciati là. Ora il signor Quaggia non è nel suo locale, c'è la nipote, lui non ce la fa, è ferito nel corpo e nel morale. La prognosi per lui è di 30 giorni, il tutto per un misero bottino. Una violenza così gratuita, potevano chiedergli dammi i soldi, andavano via, basta. Ecco, come sta adesso suo zio? Non tanto bene, perché gli hanno rotto il setto nasale e la mandibola, e poi ha tutta la schiena grattata perché trascinandolo ha tutte le abrasioni sulla schiena e anche su un braccio. Sul fatto indagano i carabinieri, resta l'amarezza e la preoccupazione da parte di negozianti e cittadini che molte volte si vedono vittime di criminali sfrontati che non hanno remore ad usare la violenza. La sfrontatezza che queste persone hanno ormai, sicuri che comunque nulla venga fatto loro, consente loro di agire in assoluta libertà, perché adesso c'è anche tanta gente, tante persone che vengono derubate del portafoglio, della borsa, non fanno più nemmeno denuncia perché ce ne sono talmente tante che non vale neanche la pena. Ecco, questo fa paura sia ai cittadini e sia ai commercianti, che hanno paura perché entrano anche nei negozi. Ancora rapine, questa volta in un negozio di abbigliamento di Maserà di Padova. In due sono entrati all'interno di questo negozio e hanno iniziato a rubare alcuni capi di vestiario, non accorgendosi di essere ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. L'invito del proprietario, un cittadino di origine cinese, di riporre tutto, i due lo hanno strattonato dandosi alla fuga. Immediato l'allarme ai carabinieri, che li hanno rintracciati e denunciati. Si tratterebbe di una coppia residente nella cintura urbana della città. E noi rimaniamo nel Padovano per il tragico incidente sulla Monselice Mare, costato la vita lunedì notte ad Arianna Cuccato, 16enne di Conselve. Nel giorno del suo funerale il sindaco Umberto Perilli proclamerà lutto cittadino in tutto il comune. Non è ancora nota la data delle esequie, che saranno fissate una volta completati gli accertamenti medico-legali che sono ancora in corso. La Procura di Padova, sull'uscita di strada della Punto avvenuta a Correzzola, ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. 5 i giovani a bordo tra i 16 e i 21 anni. Alla guida c'era il fidanzato di Arianna. L'autopsia sul corpo che verrà eseguita in giornata, quindi oggi. Candy Maria Rodriguez, la 23enne considerata l'intermediaria della banda accusata di aver ucciso Margherita Ceschin, rimane agli arresti domiciliari. Siamo nel Trevigiano.
Rigettato il ricorso presentato dal legale di Candy Maria Rodriguez. La 23enne, accusata di essere l'intermediaria della banda che lo scorso 23 giugno 2023 uccise Margherita Ceschin, 72 anni, rimane agli arresti domiciliari a Pavia con il braccialetto elettronico. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Venezia. Gli investigatori avevano evidenziato il pericolo di fuga della donna che più volte aveva tentato di ottenere il rinnovo del passaporto. Secondo gli inquirenti la donna avrebbe potuto lasciare l'Italia e tornare nel suo paese Santo Domingo, dove fra l'altro è fuggito il suo compagno Joel Lorenzo, che la sera dell'omicidio avrebbe fatto da palo a Sergio Lorenzo, il fratello, e José Mateo Garcia, i due presunti assassini che si introdussero nella casa della Ceschin. Un equivoco secondo i legali della 23enne, l'avvocato Marcello Stellin, perché la donna avrebbe dovuto rinnovare il permesso di soggiorno e non aveva documenti validi, per questo la richiesta del passaporto, giustificazione che non ha convinto il giudice del Tribunale del Riesame. Gli investigatori sanno esattamente dove si trova Joel, ma ci sarebbero anche delle difficoltà nel farlo rientrare in Italia, così il pubblico ministero potrebbe emettere una sentenza di irreperibilità. Si tratta di un istituto introdotto con la legge Cartabia. In pratica il processo nei confronti di Joel viene sospeso fino a quando non si accerta che l'indagato sappia di essere sotto processo. A quel punto il processo andrebbe avanti e lui costretto a rientrare in Italia. Con questo ci fermiamo, pochi istanti di pubblicità, ci vediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali 13 e 16. Come promesso ci ricolleghiamo con il nostro Lucio Zanato che si trova a Refrontolo perché oggi è il 10° anniversario della tragedia del Molinetto della Croda, dove persero la vita 4 persone e ne rimasero ferite circa una ventina. Lucio, buongiorno. Buongiorno nuovamente a te, ai telespettatori di Antena 3. Sì, dietro le mie spalle lo spiazzo dove 10 anni fa hanno perso la vita Fabrizio Bortolin, di 48 anni, di Santa Lucia di Piave, Maurizio Lot, 50 anni, lui collaborava con la Proloco di Refrontolo, Luciano Stella, 50 anni di Pieve di Soligo e Giannino Breda, 60 anni di Falzè di Piave. Erano arrivati qui il 2 di agosto, come molte altre volte, non solamente qui ma altre parti della zona, per partecipare alla festa dedicata agli uomini. Oggi è la giornata che storicamente viene dedicata agli uomini, il 2 di agosto. Doveva essere un sabato sera di festa, doveva essere un sabato sera di divertimento e magari anche, se vogliamo, di un bicchiere in più. A un certo punto però comincia un fortissimo temporale, siamo intorno alle 21:30 e questo temporale carica in maniera molto importante il torrente Lierza, che gira tutto attorno a quest'area qui dopo aver superato il Molinetto della Croda, uno dei luoghi forse più belli della Marca trevigiana. Il torrente Lierza prima carica molto così un po' più a monte, poi a un certo punto cede e tutta la massa d'acqua arriva velocemente prima sul Molinetto e poi si espande lungo tutto il percorso. Qui comincia a salire l'acqua, sono tutti all'interno, sono circa un'ottantina di persone, forse anche di più, sono all'interno di questo tendone dove si comincia a servire la cena e comincia ad arrivare l'acqua. Molti non credono che quest'acqua salga, pensano che sia un temporale, qualche goccia, un po' di umidità. In realtà mano a mano che passano i minuti cresce questa situazione e molti riescono ad uscire, altri invece per 1000 altri motivi non decidono di stare lì, e proprio perché stanno lì molti ci rimettono la vita. Noi abbiamo sentito oggi Massimo Lorenzon che abita in una casa qui vicino ed è stato Lucio, devo interromperti nuovamente, la cronaca del Consiglio Comunale di Venezia ci richiede la linea perché sta parlando il sindaco Luigi Brugnaro. Avete detto quasi tutti che non volete fare un processo e rispetto, no, riconosco, non tutti, ma in generale va bene. C'è la magistratura, ci fidiamo della magistratura, che non è soltanto la parte inquirente, per favore, c'è anche poi eventualmente quella giudicante, perché è chiaro, io ho capito adesso che per esempio hanno liberato una direttrice perché l'avvocato di questa direttrice ha ascoltato tutta la registrazione dove si sentiva che lei usciva dalla porta, ma i finanzieri avevano messo solo la parte che interessava l'accusa. L'ho letto sul giornale sta cosa, per cui è veramente una cosa da leggere bene. Anche su Boraso, insisto, è una persona a cui io non avrei mai sospettato a quel livello là. L'ho detto e lo ripeto, ero convinto fosse la vecchia politica, quella
dell'accontentare tutti. Io sono convinto della bontà della persona, sono convinto che poi probabilmente adesso si difenderà lui nei fatti specifici. Io non ne so nulla, non ne so nulla. Sarebbe grave se un domani magari alla vostra coscienza, quelli che poi magari viene fuori che veramente ero quello che non ne sapeva nulla, dice ma l'hai messo tu Renato Boraso? Sì, lo confermo. Cioè, li ho scelti tutti io, anche se qui rapporti ovviamente elettorali, eccetera. La politica è questa. Ma io su questo non ho agito mai. Qualcuno ipotizza, ho sentito prima, forse sarà, penso avete citato teoremi che io non ho ancora letto, guarderò le carte, abbiate pazienza. Quando ho detto il 9 di settembre, perché ho chiesto alla Presidente del Consiglio, ho detto scusa, qual è il prossimo? Perché anch'io avevo urgenza di parlare di sta roba qua. No, adesso diciamo se è vero. E mi hanno detto, i capigruppo avevano fatto un accordo per fare, ovviamente, la sospensione di agosto, niente di che, e io ho detto andiamo alla prima occasione e hanno tirato fuori la data del 9 settembre. Non era per posticipare, perché io ho tutto l'interesse di accelerare, mi pare evidente, ma lo dico senza polemica, almeno su questo possiamo andare avanti su questa logica. Siccome diciamo che teniamo il processo o le accuse penali, spero fuori da questa sala, perché si fa fatica a rispondere pubblicamente, registrato, in un processo penale di cui non so neanche bene a capire i contorni. Ci sono molte persone coinvolte, aspettiamo di giudicare. È già successo in passato molte volte. Finisco qua con la parte, lo dico soltanto perché del mio onore io ci tengo più di quello che ci tenete voi. Io ci ho passato tutta la mia vita sul mio onore, poi avremo tempo di capire come si possono interpretare le cose, perché ho capito, non ho detto che non ho capito quello che dite o quello che è scritto, però vi sto dicendo che c'è anche un'altra verità, che spesso è quello della difesa, che non ha mai parlato. Chiedo ai giornalisti, da adesso, io penso che sia normale e doveroso che 2 settimane siamo stati tutto il giorno a leggere percorsi, pezzi di cose tirate fuori immagino dalle carte d'inchiesta, perché io le ho sapute leggendo quel giornale là, lo dico sinceramente. La cosa divertente sarebbe che, non so, non dico da domani, ma prossimamente, per un fatto di equità, se devi fare 2 pagine su questa situazione, magari ne fai una contro e una a favore, cioè più o meno per equilibrare, perché se fai 2 pagine a favore tutti i giorni, magari anche i cittadini che sono seduti, a furia di dire, uno a un certo momento è come la pubblicità, forse non è correttissimo, voi stessi, ma anche i nostri consiglieri vengono indotti a pensare che, scusa, ma ci sarà anche uno che può rispondere, se poi adesso parlo qualche minuto in più uno dice, hai fatto una filippica, ma io ho solo questi punti i momenti dove parlare, ho fatto una relazione scritta che ovviamente verrà pubblicata, adesso la pubblichiamo per cui potete andare a vedere, ma io dico, vi appello, tranne ad alcuni che so già che lo faranno, ma io credo che non tutti, parlo dell'opposizione ma anche altre persone fuori, ma possiamo guardare anche il senso di quello che sto dicendo, non la virgola tecnica per trovare allora, che l'opposizione deve mettere in difficoltà la maggioranza, ci siamo, non c'è problema, giusto, manifestazioni, le persone, la democrazia, va bene. L'ho detto prima, mi metto qua a nudo, ci sono altre persone coinvolte, ci sono le aziende del comune che stanno funzionando benissimo, non è vero che il comune è corrotto, non è vero, è una cosa falsa, poi ci sono stati singoli episodi penali, è evidente, dico una cosa evidente, ne risponderanno le singole persone. Ho spiegato nella relazione come la macchina sta messa in sicurezza, perché noi, la città di Venezia, forse, da un momento così catastrofico, mi pare che ne ho già affrontati. Scusate, forse per voi è uguale, per qualcuno, non dico voi perché non è giusto, cioè parlo di chi si è espresso in certi momenti. Però è stata devastata l'Acqua Granda, devastata, non sapevamo come andarne fuori e siamo usciti. Anche siamo usciti, perdono, abbiamo lavorato giorno e notte, davvero. Voi forse certe volte le parole che uno dice entrano, sembrano modi di dire, io l'ho fatto veramente, sono stanco, morto. La verità è questa, non devo essere rieletto, è una questione, non devo essere rieletto, per cui perché non ascoltate? Perché non provate ad ascoltare le persone? Poi restate la vostra idea, la rispetterò, perché è il vostro diritto, ma offendere no, non ha senso, serve a poco, diciamo. Sto dicendo che abbiamo avuto la pandemia per 2 anni, non sapevamo come andarne fuori. Abbiamo avuto di tutto, adesso abbiamo anche questa cosa qua. Venezia su questo si risorgerà, sono certo, se siamo capaci, parlo a quelli che ci credono, a quelli che vogliono provarci, a quelli che non c'entrano. Penalmente si chiama penale perché è un aspetto personale quello che fai, cioè cosa c'entrano gli altri. E ci sono degli organi deputati a verificare sta roba. Lo faranno. E ci sono le norme della difesa e della giustizia, Martini. Lei
che si lancia a dire della pistola a acqua da sparare, cosa molto grave, ripeto, quella è molto grave, le dico perché è un professore, ex professore scolastico, però io mi sono interrogato sul suo modo di insegnamento in questi anni, bello, sereno, sorridente, però nella realtà, no, non volete farmelo dire questa cosa, ma nella realtà, e lo dico anche alla stampa, che sottovaluta sempre perché diventano sempre goliardie quando arrivano da sinistra le cose. Diversamente è squadrismo. Se oggi qui fuori ci fossero tutti quanti gente, elementi di estrema destra, sarebbe squadrismo. Ma siccome sono di estrema sinistra, è normale atto democratico. Allora, detto che io lo accetto, e anzi lo difenderò. Scusate, guardate, non lo sto facendo in maniera polemica. Io sarò il primo dalla parte vostra a difendere comunque che chiunque possa protestare. Però Martini, insisto su questo, ne ho parlato anche in giunta. Dico, guardate che questo aspetto, io sono certo della sua intenzione, voglio essere sicuro che lei voleva dire facciamo lo schizzetto in quella giornata di protesta per fare il simbolo. Nella realtà lei ha detto altro e dice, ha invogliato i consiglieri. Esistono sì, sulla stampa esistono. Scusi consigliere, scusi, torni al suo posto. Consigliere Martini, la prego, torni al suo posto. Lei non può permettersi di dire cose che io non ho mai detto, ha capito? Sindaco, non si deve permettere. Allora Martini, se fa male. Scusate. Consigliere, la prego, torni al suo posto. Allora, Martini, il tema, torniamo ai turisti, torniamo alle preoccupazioni della città. Guardi Martini, quando scappa la frizione, poi purtroppo può succedere cose che all'estero abbiamo già visto succedere. Perché lei immagini che una persona vada con la pistoletta a acqua a sparare sugli occhi a una fidanzata di uno seduto al tavolino, perché queste sono state dette queste cose qua. E a Barcellona questa roba qua, questa deriva c'è, mettiamo i cittadini contro i turisti. Lo dico solo per fare un esempio di cos'è un governo della città che deve continuare, perché se il governo della città non continua, non c'è una continuità amministrativa, parlo, si rischia che non viene gestita la situazione e parliamo di posti di lavoro di tanta gente. Io capisco che è facile caricare sopra, però nella realtà quante volte abbiamo cercato la discussione? Purtroppo, per rispondere a lei, non è vero che non è vero che non abbiamo cercato la discussione, è che poi uno non può dire, vabbè, discutiamo, ma poi noi votiamo contro. Ma la discussione nasce se uno ha coraggio anche di distinguere su certe cose. Questa secondo me è una discussione. Cioè io capisco e apprezzo l'atteggiamento di apertura, però se l'atteggiamento di apertura è solo una dichiarazione, parlo in termini politici ovviamente, serve a poco. La dimostrazione che si ha per fare un dialogo tra maggioranza e minoranza deve essere che ogni tanto su qualcosa convergi. Ma raramente si vede convergere su queste cose qua, raramente i miei consiglieri dicono questo, su bene collettivo, tanto è vero che tutte le cose che abbiamo fatto e di cui ci siamo, oggi loro si sono vantati, giustamente, le abbiamo approvate da soli, punto. Dico solo che la città, nel bene e nel male, alla fine del mandato deciderà. Adesso do un'informazione, così ho chiuso senza farvi stare qua 3 ore. Allora, do un'informazione importante, ne abbiamo già parlato lunedì sera, dentro sto po' di clamore eccetera, mi sono riunito con la CTV, con l'assessore, per verificare questa situazione dei battelli a Venezia, che è oggettivamente preoccupante. No, ma certo, è che se vengo a continuare, cioè io so che è importante, però cerco di fare. Volevo tranquillizzare tutti, volevo tranquillizzare. Allora, abbiamo fatto una riunione. Il tema è delicato, nel senso che ci sono aspetti dentro l'azienda, per capirci, malattie, permessi, eccetera, eccetera, che sono fatalità molto superiori alle medie stagionali del periodo, che sono già molto alte. Comunque la riunione è stata concentrata su come cercare di riattivare alcune linee per le spiagge, per le signore anziane che almeno devono andare in spiaggia, per riuscire almeno fare 2 linee la mattina, 2 al pomeriggio per tornare a sera per tornare a casa, rivitalizzare, per cui la 18 ho chiamato l'azienda privata che ha l'ordine, chiedendogli che faccia un sacrificio, mi ha detto guarda, ho perso 8 persone che sono spostate da questa azienda a un'altra, altri sono andati in pensione. Il tema dello spopolamento, io spero che un giorno, magari con alcuni, non lo facciamo con tutti, ci sediamo e guardiamo i dati, davvero, ma fuori ogni cosa. Il tema demografico è un tema nazionale,
a lei Gasparietti che piacciono i dati, se sediamo e guardiamo i dati e lei alla fine mi dirà, effettivamente, cioè noi abbiamo il punto di vista locale, lei forse mi sembra lei ha detto non solo Venezia ma anche Mestre, nella realtà è tutta Italia il tema e questo problema mi creda, è di tutti i giorni, io lo dico da 10 anni, ma se vogliamo potremo sederci a parlare anche fuori del Consiglio, solo per fare, non so, un approfondimento, per capire, questo problema è tremendo dal punto di vista dei prossimi 10 anni, l'Italia perderà milioni di cittadini e tantissimi diventeranno anziani rispetto ai giovani, per cui sui giovani graverà il debito pubblico, sugli anziani che vorrebbero tutti i servizi, tra l'altro con una prospettiva di vita più lunga, è un tema importantissimo, sarebbe interessante, noi non lo possiamo risolvere ovviamente, però potremo da Venezia, visto che abbiamo la sensibilità, la convinzione e abbiamo affrontato le questioni, sarebbe bello lanciare delle proposte a livello italiano per provare, io qualche idea ce l'ho, sono a disposizione, c'entra niente né con la causa né con quello che lei dice, per cui, però dico mi piacerebbe fare operazioni di verità, davvero verità, ma anche senza cose pubbliche, per dimostrare che tante cose che ho dette sono vere, che io non sono in grado di risolvere, però Venezia, essendo una città delicata, sente questi problemi. Il turismo è la stessa cosa. Abbiamo sentito il problema del turismo ormai, prima ancora che arrivassi io, no? Il problema dell'overturismo, abbiamo fatto vedere perfino le immagini degli anni 50. È vera sta cosa, no? Non è inutile che... Abbiamo provato, solo noi però, anche se lei potrà, lei chiunque, può dire sbagliato, ho sentito prima non funziona, senza guardare neanche i dati, abbiamo dato in mano alla società, aspettiamo settembre, guardiamo i dati, perché lanciarsi subito con dei risultati? Abbiamo ottenuto di avere dei numeri in più, abbiamo capito, l'abbiamo fatto una conferenza stampa, ma lo dico tanto per farvi capire, sapete 49.000 abitanti a Venezia, giusto, no? Registrati, sì, però ci sono 1.500 che hanno firmato perché hanno voluto l'esenzione, che sono domiciliati di fatto a Venezia in pianta stabile, 1.500 in più, perché la notizia di oggi è già Venezia ha superato i 50.000, volendo fare più 16.000 studenti, diciamo che almeno il 50% stanno per 9 mesi in centro storico, cioè sediamoci a parlare, guardiamole le cose. Io avevo detto i tornelli, avete ragione, ma poi ho visto che politicamente non c'erano problemi, la gente avrebbe avuto paura, ho detto vabbè lasciamo stare, prima o poi si arriverà ai tornelli, ma lo penso io, non la mia, magari lo farà un altro, ma il problema qual è? Se vuoi arrivare a un numero, come qualcuno ho sentito anche dall'opposizione, dobbiamo trovare il numero chiuso, ma al di là di qual è? Volendo seguire in via astratta questa soluzione, quando hai trovato un numero, quella persona in più, come fai a farla tornare indietro se non hai un controllo degli accessi? Lo dico solo per far capire che sarà un processo lento. Abbiamo iniziato un processo di difesa della città, l'abbiamo fatto male secondo qualcuno, può essere fatto meglio, benissimo, ma siamo l'unica città al mondo a averlo provato. Gli affitti brevi, sì, è vero, siamo in ritardo, è vero, ma è complicato, ci sono un sacco di persone coinvolte, è complicato, ci sono un sacco di interessi personali, di persone, no interessi sporchi, la politica deve affrontare gli interessi, sono interessi reali delle famiglie, di persone. Abbiamo trovato, stiamo discutendo per trovare una via di mezzo. Magari voi mi direte no, votate contro il Consiglio, questo ci sta, mi fate le pulci, magari può darsi che possiamo poi pure migliorarlo, però sicuramente siamo l'unico posto che cerca di farlo, perché a Firenze hanno fatto un provvedimento, paginone sul giornale, tutto figo, uno si mette là, la settimana dopo sono tornati indietro perché legittimamente non si poteva fare. Cioè noi abbiamo lavorato, e torno al discorso dell'imprenditore, del lavoratore, dell'esperienza, ripeto, resto sulla parte soltanto politica, no? Ma guardate che io ho messo tutta la mia esperienza in questi 9 anni, davvero ci ho messo tutto il cuore, per cui almeno penso di meritare il rispetto che ci sia la magistratura a giudicare quello che è stato fatto, perché magari è difficile giudicare da fuori o soltanto perché si sono viste le carte di un accusatore, magari vengono fuori novità su quell'accusatore, può darsi, non si sa. Perché spendere la propria credibilità soltanto? Cioè, è tutto vero, tutto giusto, la stampa fa bene a fare il suo lavoro, non discuto, non ho mai, guardate, non troverete mai una parola di protesta su questo, neanche lei sa, neanche nei suoi confronti, perché ritengo che è legittimo e anche doveroso, e dico da questa fase, parlo a me stesso adesso, faccio un appello a me stesso. Luigi, tieni duro, personalmente, perché è difficile. Non vengo qua a fare il fanfarone, non è facile, con la gente che ti urla dietro. No, io non sto cercando l'applauso, però
Guardate, alle persone che magari meno stimo, io lo giuro, non gli auguro quello che sta succedendo a me, perché mai in 60 anni avrei pensato a una bella genere. Ho detto anche i soldi che non ho preso per dimostrare che non ho fatto niente, non per dire che ero bravo. La verità è che cerco di dimostrare quello che ho fatto. Sulle cose tecniche dovremmo dimostrarle con persone, non si può fare in 2 minuti perché sono complicate oggettivamente, ma realmente non ho fatto nulla sui fili. Vi ho dimostrato che con il sistema di oggi, con la Giunta, con la sola approvazione della Giunta, io potevo approvare il progetto. Non l'ho fatto, a 9 anni, non l'ho mai fatto, non ho neanche solo ipotizzato di farlo, lo dico perché sono sereno su questo. Il PUMS che qualcuno non so neanche, ho provato a spiegare tecnicamente, chiaro, sempre in maniera molto sintetica, che arriva da delle precise indicazioni del PAT e del PUM di prima, dell'amministrazione del 2014, che obbligano l'amministrazione. Quel PUMS è stato dato, quello che è stato adottato dalla Giunta, è stato dato l'affidamento a un consorzio, non so, specializzato a livello nazionale, con una gara pubblica, è uno dei 2 più grandi progettisti italiani, e ha preso i documenti che ci sono e ha dovuto tradurli, perché se l'amministrazione di prima mette un T sul terminal, sei obbligato a metterlo. Io al tempo che fu, quando l'amministrazione di prima ha messo il T sul terminal, sui PIL, io non ero contento. Ero molto arrabbiato perché mi sembrava un dispetto che mi facevano, però poi ho detto, vabbè, nella logica che io ho sempre avuto, non ho mai fatto cause a nessuno, lei si stupirà forse, ma io non faccio cause, cerco di trovare accordi, cerco di chiarirmi sulle situazioni, non ho la cattiveria che hanno alcuni, non sto dicendo chi, cosa e dove, ma alcuni hanno proprio rancori personali che io non porto, non ce li ho. Ma avete detto un sacco di cose, io dico vabbè, ma fate anche il vostro lavoro, per quello che avete letto lo capisco, i consiglieri magari mi conoscono un po' di più, ma c'è tanta gente che mi conosce da tanti anni, sono 63 anni, non ho mai rubato uno stuzzicadente, ma dico, ma una domanda se la farà un attimo, dopo aver architettato che qua è un sistema malavitoso, al di là di quello che giustamente la difesa d'ufficio che facevano i singoli consiglieri e assessori qui, non li facciamo parlare perché dicono vabbè, se no stiamo qua fino a domani mattina, ma l'atteggiamento è assolutamente positivo, cioè andiamo avanti, la magistratura farà il suo dovere, cioè ci mancherebbe altro, è la legge che lo dice. Io semplicemente sto dicendo, ritengo che le condizioni politiche siano per andare avanti, tra l'altro non essendo neanche rieleggibile, non creo neanche problemi di prospettiva, non ho un'ansia, un'ossessione di che, no, l'unico tema era la Reyer, perché la Reyer non può continuare a giocare su quel palazzetto lì nel tempo. Per farla sì, quando citavo prima che c'era la Federazione Basket, ci ha dato una diffida, no, ci ha dato la diffida di poter fare i playoff, io sono riuscito a superarla perché ho promesso e ho realizzato, mi pare di ricordare, circa 800.000 euro di investimento, ho messo l'aria condizionata all'interno, dicendo che c'era l'aria condizionata allora si poteva restare, tutti i soldi dimostrabili, ecco, questo è, no va bene, che sa dove che va benissimo, non so arrabbiare. Però il consigliere deve riuscire a astrarsi un attimo da questo livello, no? Penso che si possa ragionare, poi ne parlerò con i magistrati, gli farò vedere le cose, cioè l'abate Zanetti, ho speso altro che soldi, ho speso solo soldi lì dentro, ho continuato a spendere soldi finché quando sono stato sindaco ho detto dai Indrio, però prima di andare all'Indrio abbiamo cercato un'altra società che facesse formazione per i giovani per fare il vetro di Murano, ma possiamo dimostrarlo, ci vuole del tempo, adesso vi terrei qua fino a domani mattina e spero che non siamo, io chiedo soltanto almeno che possiamo cercare di avere un clima di concordia, perché potrebbe essere che da Venezia arriva un messaggio diverso. Io vi leggo queste 4 righe e dopo ho finito. Ah, scusa, la novità sul cosa l'ho detta, noi lunedì 5 agosto l'azienda AVM presenterà un piano per affrontare l'attuale situazione del settore navigazione del trasporto pubblico locale, è in soluzione a quello che abbiamo trovato. Lunedì sentiremo cosa sono riusciti a fare, però sono tutti sul pezzo, non sottovalutiamo assolutamente la situazione né di Murano né della Giudecca, facciamo quello che possiamo davvero, considerate che abbiamo bandi pubblici da mesi fuori che cerchiamo giovani, purtroppo non ci sono e non è vero che non è attraibile l'azienda, questo ne parliamo un'altra volta che è meglio. Ecco, io vi finisco con questa frase, oggi sul Foglio Giovanni Toti ha dato un'intervista, ha dato tante interviste, eccetera. Vi prendo sto passo. In 9 anni ho trasformato una Liguria acquattata e fossilizzata.
ho rivitalizzato il tessuto economico, ma ho pagato sulla mia pelle un conto salato, perché mi sono opposto a un modello moralistico, giustizialista e pauperistico, impregnato dalla cultura del sospetto verso chi lavora. E di fronte a tutto questo la politica non reagisce. Ecco, io credo che questo pensiero portatelo a casa, perché secondo me è bene per tutti, perché sarà un tema dei prossimi anni a livello italiano. E Venezia, che qualcuno vorrebbe dire in secondo piano, Venezia è al top proprio delle novità di tutte queste cose qua. Siamo al top per quello che stiamo provando sulla questione energetica, sui giovani e sulla tecnologia. Io vi ringrazio ancora, ringrazio tutti e ringrazio i cittadini per la pazienza. L'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta, grazie a tutti. Diamo la linea, concluso il Consiglio Comunale a suon di cori di dimissioni per il sindaco Brugnaro, che in chiusura ha detto proprio ringrazio i cittadini per la pazienza. Un Consiglio Comunale fiume, quello di oggi a Mestre, iniziato intorno alle 10:15, si è concluso ora, sono le 13:40 circa. L'esito, insomma, il sindaco ha detto non mi dimetto, credo nella giustizia che farà il suo corso. Continuiamo a vedere le immagini, ecco, del Consiglio Comunale, ecco, è saltata il collegamento. Noi comunque con questa prima edizione concludiamo gli aggiornamenti dal territorio e dalla cronaca di questo Consiglio Comunale, in attesa appunto del resoconto che ci sarà nei nostri telegiornali della sera. Ora vi lascio al documentario. Grazie mille per essere stati con noi, una buona giornata, arrivederci.